1 milione di euro scoperto dagli agenti della Polizia Postale di Venezia negli ultimi 4 mesi nell'ambito del fenomeno Man in the Middle, che si verifica quando i truffatori riescono a leggere e modificare messaggi di posta elettronica tra due utenti comunicanti tra loro. Gli obiettivi dei cybercriminali sono soprattutto le aziende. Il truffatore, che ha non poche conoscenze informatiche, si introduce ovviamente negli scambi di mail, invia al debitore sostanzialmente una mail con una fattura in tutto e per tutto simile a quella originale, ma con l'IBAN contraffatto, chiedendo ovviamente all'azienda debitrice di bonificare la somma all'IBAN ovviamente contraffatto. Grazie a segnalazioni tempestive dunque tra gennaio e aprile la polizia è riuscita a restituire circa 1 milione di euro alle aziende truffate, ma si raccomanda la massima attenzione. Una telefonata ti salva la vita. In questi casi è preferibile utilizzare i contatti diretti. In questi casi, appunto, nel momento in cui viene comunicata una variazione di IBAN, contattare direttamente la ditta telefonicamente e chiedere contezza di questa modificazione di IBAN. Questa, segnala la Polizia Postale, non è l'unica truffa che sta coinvolgendo molti utenti della rete. Si tratta di una attività di spamming, l'invio di mail ricattatorie da parte dei truffatori. Sostanzialmente i truffatori, simulando di essere entrati nel sistema informatico del malcapitato, chiedono l'invio di una somma ad un wallet in Bitcoin, ad un wallet, rappresentando sostanzialmente di aver carpito un video in cui l'utilizzatore sarebbe impegnato in attività, diciamo così, erotiche, cosa assolutamente non vera, perché sostanzialmente si tratta di dati carpiti illecitamente via web, in particolare le credenziali che comprendono anche la casella di posta elettronica.